Sabato 8 giugno al Museo della Bonifica di Cavendramin a Taglio di Po si è svolto il convegno La Vis di Avis, valutazione di impatto economico e sociale dell'Associazione Italiana Volontari del Sangue. Presenti il presidente regionale Giorgio Brunello, la presidente provinciale Barbara Garbellini, i consiglieri nazionali Mirko Vicentini e Alberto Argentoni. Padrone di casa Martino Ponzetto, presidente Avis Taglio di Po. Interessante la presentazione del libro La Vis di Avis, volume curato dal dottor Vincenzo Saturni, già presidente Avis dal 2000 al 2017. Ponzetto Martino è presidente dell'Avis Comunale Taglio di Po, ma soprattutto padrone di casa per questo bellissimo incontro. E anche a lei chiediamo la situazione dell'Avis polesana e tagliolesi in particolare. A livello di iscritti il trend è sempre normale, diciamo, perché i giovani che si accostano all'Avis non sono tantissimi, però sono continui, c'è sempre una goccia continua. Gradiremmo forse qualcosa di più, perché comunque chi esce dal mondo dell'Avis per tanti motivi, per età o per problemi propri, spesso supera il numero di quelli che entrano. I nostri sforzi sono sempre quelli di avvicinare le persone in qualsiasi modo, in questo momento con un convegno, ma anche con serate di divulgazione scientifica come è stato fatto la settimana scorsa, e quindi noi ce la mettiamo tutta. La politica sanitaria viene decisa a livello regionale, però Rovigo ha il problema del blocco delle donazioni per raggiunto fabbisogno. Lei su questo è molto critico, e perché? Sì, noi abbiamo a Rovigo della disponibilità di donatori rispetto alle altre realtà regionali, e pertanto noi ci auguravamo che tutti i donatori che si presentano a donare fossero accolti a donare. Invece purtroppo alle volte non sono stati raccolti tutti i donatori, perché la politica sanitaria viene fatta sicuramente a livello regionale come coordinamento, però ogni singolo dipartimento poi invece gestisce le questioni dal punto di vista soprattutto poi economico, ma anche ovviamente nella gestione della raccolta dei donatori, la gestisce nella realtà territoriale. E quindi quello che noi diciamo da sempre è che se qualcuno può donare di più, meglio che lo doni, tanto poi si compensa a livello regionale con altri che magari sono in carenza. Ecco, questa è una cosa che noi non accettiamo assolutamente, che vengano bloccati i donatori, che invece devono poter donare. Se fossimo in un momento di eccesso, ma non siamo in un momento di vacche grasse, purtroppo. Problema quindi che si risolverà in velocità? Io mi auguro che questa situazione, che noi abbiamo già denunciato, possa trovare soluzione, anche perché ovviamente è giusto che i donatori possano trovare spazio, e il loro gesto è un gesto importante, nobile, quindi è bene che insomma non si frenino i donatori dall'andare a donare. È un problema di compensazione, di rapporto tra gli altri dipartimenti, tra i direttori. Io credo che questo insomma avrà soluzione sicuramente nei prossime settimane. Una domanda che ho fatto ad altri interlocutori oggi: vediamo effettivamente pochi giovani presenti a questo convegno. Crisi di vocazioni o cosa? No, i giovani vengono, ovviamente i giovani vengono a donare. I giovani che si impegnano poi per fare altro, cioè impegnarsi nell'associazione, venire ai nostri seminari, convegni, invece sono molto meno numerosi. Devo dire che a noi interessa che i giovani vengano a donare. Poi sappiamo benissimo che l'associazione deve ringiovanirsi, deve trovare ovviamente linfa nuova, e quindi abbiamo bisogno sicuramente anche di giovani dirigenti, perché così si cambia, e il cambiamento è forte perché la società sta cambiando, bisogna saper leggere ciò che accade e i giovani possono interpretarla. Però vedo per esempio a Rovigo che c'è una grande presenza anche di giovani dirigenti, c'è un grande movimento, direi che tra le province che hanno più giovani impegnati nell'associazione, e anche giovani che poi si promuovono, lavorano, e quindi è una bella speranza insomma per tutti. Ma noi dobbiamo investire sui giovani, ma non perché sia un problema così generazionale e basta, ma perché i giovani sono sicuramente non solo il futuro, ma sono in grado di portare cambiamento e novità. E qui il problema però siamo noi, siamo quelli che abbiamo più anni, che non diamo spazio ai giovani, invece dovremmo dar loro importanza, potere, uso questo termine, e anche proprio disponibilità anche economiche per gestire progetti importanti. Questo non parlo di Rovigo, parlo in generale ovviamente.
Io ritengo che nel Polesine, cioè l'Avis provinciale di Rovigo, sia sana, nel senso che nonostante abbia un calo di donazioni e donatori che rispecchia un trend di andamento come il regionale e il sistema nazionale, d'altronde c'è un calo di popolazione, c'è comunque positività perché i nuovi donatori riteniamo che siano fidelizzati e comunque continuano ad andare a donare. Età media del donatore polesano? Età media, diciamo che ci sono fasce che vanno dai 18 ai 65, adesso abbiamo anche fatto l'aumento età donazionale fino al compimento dei 68, quindi fino ai 69. Diciamo che la fascia maggiormente donazionale è comunque quella intermedia, quindi dai 30 ai 50, dove c'è un numero maggiore di donatori. Secondo lei gli strumenti per coinvolgere di più i giovani? I giovani, secondo me, facendogli conoscere quello che facciamo e l'importanza ovviamente che è il dono, quello è sicuramente il modo migliore per incentivare i giovani. Quelli che abbiamo sono secondo me già eccezionali perché capiscono il loro ruolo di donatore. Un calo delle donazioni, quali potrebbero essere gli strumenti per invertire questo trend? Sarebbe utile che si puntasse un po' di più sul mondo giovanile e tenere così più alta anche il senso dell'appartenenza all'associazione attraverso le affiliazioni dei donatori e quant'altro. L'associazionismo sta crescendo nello stesso modo in tutto il territorio nazionale oppure ci sono differenze tra nord, centro e sud? Nel sud e nelle isole dove continua a crescere l'associazione, anche perché la storia di Avis in quei territori nasce un po' dopo rispetto al nord. Nel nord abbiamo complessivamente una tenuta della raccolta con soltanto una lieve deflessione in questi ultimi 2 anni, che per fortuna è accompagnata anche da una riduzione dei consumi, soprattutto per gli emoderivati labili, quindi per quello che riguarda i globuli rossi. In prospettiva invece il nostro grosso impegno è per l'autosufficienza per il plasma, dove siamo in modesta ma continua ascesa e quindi ci auguriamo che gli obiettivi del programma quinquennale, che ci vorrebbe portare a un 75-80% di autosufficienza per quanto riguarda i plasmaderivati, venga raggiunto. Quanto è sufficiente la raccolta del sangue in Italia e quanto siamo costretti ad importare? Abbiamo un'autosufficienza complessiva fra il 65 e il 70% a livello nazionale, però con una grossa differenza da zona a zona. Abbiamo le realtà come il Veneto dove c'è praticamente l'autosufficienza completa, nella medesima situazione si trovano almeno altre 5 o 6 regioni italiane. Abbiamo invece alcune regioni, soprattutto del sud, che hanno anche il 70-80% di necessità di acquisto dal mercato. Chi è donatore sa quanto gli standard di sicurezza per le donazioni in Italia è elevatissimo. All'estero la situazione è uguale? Sì, hanno gli standard europei, quindi siamo assolutamente sicuri rispetto a quello che sono le nostre necessità di acquisizione. Tra l'altro acquistiamo soltanto praticamente dei farmaci veri e propri, quindi con tutte le certificazioni come globuli rossi siamo autosufficienti già da molti anni. Della giornata vi diamo una copia del libro a tutti. Vi diamo anche questa, che è una litografia fatta da un artista locale, dal professor Scarpanti, che è nato a Fiesole Rovigo, vive e lavora a Porto Tolle. Dal 1973 a oggi ha avuto oltre 30 personali, tra le quali vanno ricordate circa una trentina. E lui è una persona che è sempre vicina alla comunale di Avis Taglio di Po. Ogni volta che c'è una ricorrenza come il decennale, il ventennale, il trentennale, il quarantennale e il cinquantesimo, anche stavolta lui ha fatto questa litografia per noi, che sarebbe la vista da parte dell'Argine del Po
del campanile della chiesa del paese, con i nostri striscioni che, se avete visto, anche in paese sono sempre lì fissi tutto l'anno. Allora, Martino, le distribuiamo una testa. Prego. Visto che hai fatto la presentazione, visto che ci sono degli ex presidenti nazionali, questo qua battezzeremo anche la nuova sede di Avis provinciale Rovigo, quindi sarà posto in Avis, perché secondo me, ma non per sminuire le comunali altre, perché siamo tutti uguali, e quello che ho sempre detto, io punto a una grande famiglia, perché da soli non facciamo niente. Quindi l'obiettivo, almeno finché ci sono io, è quello di unire medio, alto e basso, ma sono contentissima di aver visto le Avis comunali del Delta insieme a lavorare, pur magari pensandolo anche diversamente alcune volte, ma tutte con lo stesso obiettivo. E questo fine settimana non c'è solo questo, sono tutte impegnate nel Delta Beach Volley, che è a Rosolina, tutti i 3 giorni, tutta la giornata, con volontari Avis, là presenti, con gazebo e volontari. Questo penso che sia un segnale che, facendolo partire dal Delta, dalla provincia di Rovigo, speriamo di trasmetterla al Veneto, ma è un input che dobbiamo dare a livello nazionale, cioè proprio di darci a mano. Grazie. Buon anniversario!